Se da una parte la crisi morde sempre di più con aziende che chiudono, disoccupati in aumento, un minimo segno di ripresa pare esserci, anche se il punto di domanda resta. La ripresa del PIL dello 0,6% purtroppo non indica altro che una luce alla fine del tunnel prevista solo per la fine del 2014, ma la strada pare ancora molto lunga. La Regione ha la possibilità di avere una fotografia ancora più nitida, ancora più precisa, e quindi noi possiamo non solo essere di stimolo a questo governo, perché ci auguriamo comunque che faccia bene all'Italia, non è una questione di partiti politici, ma per la Regione è una questione di posti di lavoro, di aziende che non devono andarsene, devono restare, di una discesa che noi vogliamo interrompere, di risorse pubbliche, quelle sulle casse integrazioni, che vanno utilizzate al meglio. Ridurre il costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale, continuare con gli ammortizzatori sociali sono solo alcune delle misure della Regione Veneto che dall'indagine di Veneto Lavoro ora tira le somme su come affrontare il problema imprese e lavoratori. Innanzitutto essere ancora presenti con gli ammortizzatori sociali, poi continuare con gli interventi sulle imprese, ne abbiamo aiutate 10.000 fino ad oggi con la nostra finanziaria regionale, e poi chiedere a livello nazionale che ci siano delle vere e proprie politiche sul lavoro.